E ciao ragazzi, oggi sono su un nuovo video, volevo giocare a 60 Seconds sul telefono. E che perché non ho il computer. Nuova partita. Classico ovviamente. Esercitazione, apocalisse, raccolta, sopravvivenza. Bombardarno. Little boy. Non so. Dai, little boy. Inizia. Il prossimo episodio farò come si chiama? Vabbè, sapete, normale. Siamo riusciti a chiudere la botola un attimo prima dell'esplosione. Siamo tutti salvi. Finché resteremo insieme non avremo nulla di cui preoccuparci. Per fortuna abbiamo una scorta di zuppa in scatola. Alla radio dicono che fa bene i nostri scaffali. Fa bene cosa? I nostri scaffali sono pieni di barattoli, mangeremo barattoli, dormiremo sui barattoli e ci parleremo anche con i barattoli. Anzi, alcuni di noi già lo fanno. Una abbondante scorta di acqua significa che non ce ne dovremmo preoccupare per niente. Per un bel po' questo è il rifugio più fornito che abbiamo mai visto. È anche vero che non ne abbiamo mai visto nessun altro, ma in fin dei conti che importanza ha? Non posso sapere se qualcuno ha sete o fame. A Mary Jane non gli do proprio niente, voglio vedere cosa succede. Vabbè, intanto gli do solo zuppa, non acqua. No, in realtà è normale. Sopravvivere qui tutto terra non è una passeggiata e mai lo sarà, però siamo fiduciosi che prima o poi tutto finirà e che l'ha passato il mio papà, che fiduciosi che prima o poi tutto finirà e che la vita tornerà come prima. In caso contrario potremo dover affrontare pericolo che mai avremmo immaginato. Faccia strana. Giorno 2. Giorno 2. Ok. È facile sentirsi giù di morale quando si vive sottoterra. Niente sole, niente cielo. Dobbiamo sbarazzarci di questo persino e portare un po' di allegria nelle nostre vite. È sempre meglio quando tutto è tranquillo. Per fortuna oggi non è accaduto nulla di nuovo e Mary Jane Timmy sta bene.
Beh, almeno fino a 5 minuti fa. Dolores abbastanza calma datala. Come si diceva? Datala. No, raga, non mi ricordo come si diceva. E cos'è? Basta, mi danno fastidio sti punti. Situazione: Ted non ha nulla di cui lamentarsi oggi, nulla di grave perlomeno. Ok. Raga, grazie per i 32 visualizzazioni più gli altri 24, non lo so quanto erano. Ero impegnato con la scuola, non potevo fare video. Di sicuro qualcuno... Non so parlare. Non gli diamo più niente a Mary Jane. Finora. Speriamo che succeda qualcosa. Sembra che la zona sia ancora irradiata. Uscire in questo momento è pericoloso, a meno che qualcuno non abbia voglia di ammalarsi. Ted sembra in ottima forma per una spedizione. Dolores è in ottima forma. Mary Jane è prontissima. Perché c'è un pisello? Vabbè, c'è... Guardate, aspettate. Qui sembra che c'è un pisello. Questo sembra un pisello. Cancello tutto. Raga, ovviamente. No, raga. Ovviamente sto bel Ted sembra in ottima forma per una spedizione. Sì, voglio vedere proprio come in ottima forma. Mary Jane è prontissima per andare in cerca di provviste. Timmy sembra abbastanza entusiasta della spedizione. Dovremmo iniziare a preparare una spedizione domani. Io vorrei Ted. Ok, io gli faccio usare questo. A Ted. Si è proprio in ottima forma. Proprio si vede. Guardate quanto è in ottima forma. Ovviamente questo pazzo e questa pazza fanno veramente casini. In altri episodi di Stepney è diventata viola. Ah mio Dio. Poi nella cosa delle ragazze è tornato Ted, il Trude, lo Strudel, Strudel. Una zuppa aperta con del sangue. Ok, leggiamo. Qualunque cosa fosse, ora è morta decisamente, o morta, forse ce ne sono altri nascosti da qualche parte in quei buchi nel muro. Oggi Mary Jane sta abbastanza bene, speriamo che continui così. Timmy si sta comportando bene, chissà se durerà. Oggi è stato tranquillo per Dolores. Ted non ha nulla di cui lamentarsi oggi. Nulla di grave perlomeno.
do qui questo. No, ovviamente no, vabbè. Tu sei una cicciona caccona. Il nostro quartiere è ancora altamente radioattivo. Le passeggiate in superficie sarebbero un grande rischio per la nostra salute. Ted sembra in ottima forma per una spedizione. Possiamo mandare Dolores a fare una spedizione. Mary Jane, assistente alla grande Timmy, sembra abbastanza entusiasta della spedizione. Dovremmo iniziare a preparare una spedizione per domani. Ma l'ho già fatto questo giorno. Raga, è vero? Che razza di suono è questo? Un cavallo al galoppo. Ci siamo precipitati alla porta dove a salutarci c'erano due uomini che sembravano usciti direttamente da una fiera medievale, e quel rumore, in pratica uno di loro batteva a ripetizione due pietre una contro l'altra, e il secondo saltava come se fosse un cavallo. Hanno detto di cercare una sorta di coppa antica antica, ma si erano persi e volevano sapere se avessimo... Oh cavolo! Raga, non mi ricordo dove era. Se avessimo una volevano sapere se avessimo una mappa da consultare. Ce ne sarebbero stati grati. Ok, raga. Sì, è proprio in forma Mary Jane, sì, proprio. Cioè, non gli ho dato per 2 giorni acqua e zuppa. Che ha aperto una zuppa che l'avete sprecata. Non siamo riusciti a trattenere le risate e i nostri ospiti si sono offesi, sono corsi via urlando, e che i nostri antenati... Come antenati? Quali sono i loro antenati? Era rodito dell'odore di frutti di bosco. Che maleducati! Perché Mary Jane Mary Jane ha assolutamente bisogno d'acqua nonostante queste circostanze, e tutti i problemi che abbiamo. Timmy non si è ancora perso d'animo. Dolores sta abbastanza bene, o forse sì. Oggi non trova nulla di cui lamentarsi. Ted dice che non dobbiamo preoccuparci, si sente bene. No, tranquillo. Non dobbiamo preoccuparci per lui. Si sente proprio bene. Stupido. È vero. Acqua ti do, non zuppa. Tu non hai fame, Mary Jane.
Non hai fame e sprechi tutto da quanto fai la cacca. Sì, non c'è un water. Ma aspetta, come fanno a andare in bagno se non hanno un bagno? Vabbè, sembra la zona ancora irradiata. Uscire in questo momento è pericoloso a meno che qualcuno non abbia voglia di ammalarsi. Ted sembra in ottima forma per una spedizione. Possiamo mandare Dolores a fare una spedizione. La landa desolata non può competere con Mary Jane. È vero! Perché lei è pazza. Timmy sembra abbastanza acquisito e entusiasma della spedizione. Entusiasta. Dovremmo iniziare a preparare una spedizione per domani. No, proprio sempre il quarto giorno. È molto difficile essere preparati agli imprevisti se non riesci a prevederli. Beh, se non fosse così non si chiamerebbero imprevisti. Vabbè, chi se ne frega. Ah, sì, Mary Jane non gliene frega, gli importa solo l'acqua. Aspetta, raga, ma se io faccio... Quello che facciamo oggi sarà il nostro domani, quindi cerchiamo di farlo bene. Mary Jane non sembra preoccupato, o almeno non lo dà a vedere. Anche se non sembra timido, è un po' ragazzino molto forte. Sì, dovete vederlo, molto forte. Sì, è fortissimo. Chi se ne fa? Anche Timmy è un ragazzino molto forte se la cava bene. Dolores non sembra preoccupata. Ted non ha nulla di cui lamentarsi, ogni nulla di grave perlomeno. Mary Jane chi se ne frega. Voglio che diventa un mostro della Madonna. Ah, proprio... Non devo sprecare l'acqua perché questa è quella in più Vabbè, avete capito. Oggi niente acqua per nessuno. Nessuno, proprio nessuno. Abbiamo proprio tanta acqua. Sì. Acqua nessuno, zuppa e acqua proprio niente. Mary Jane. Sì, ma ancora per domani. Giorno 5 sono bello, sappiamo già. I livelli di contaminazione sono ancora molto alti. Se uscissimo, sì, ora potremmo contare delle malattie da radiazioni. Ted è abbastanza forte da affrontare i rischi dell'estero. Perché dell'estero? Esterno. Possiamo mandare Dolores a fare una spedizione. Mary Jane è prontissima per andare in cerca di provviste. Timmy non può farcela e non vede l'ora di partire. Ah, può farcela, ho sbagliato. Perché avevo saltato
Avevo saltato farcela e non farcela e. Avevo saltato farcela e anche ho sbagliato. Vabbè. Dovremmo iniziare a preparare una spaghettone per domani. Proprio perché non schiacciavo lo zainetto. Ecco perché. Non avremmo mai immaginato di vivere così a lungo, ma da vedere un scarafaggio danzare, perché è ancora successo, ma ne abbiamo visto delle dimensioni di un gatto. La buona notizia è che deve aver spaventato tutti i ratti della zona. Quella cattiva è che probabilmente ci attaccherà alla prima occasione. Ok. Non ci sarà più l'insetticida. Sì. Come? Cosa? Ok. Non ho più voglia di leggere. Niente per qualcuno di nome tutti. Ma andiamo, sto stupido. Oh, il pompa dov'è? Il fucile. Ok. No, come no? Ok, tu sai usare l'ascia. Ted. Chi è che buzza? Tutti devono bere ogni tanto, anche Mary Jane che ancora della. No, dai, mi serviva l'acqua. Tutti devono bere ma non mangiare. Non avevamo previsto che un gruppo di persone vestite con pigiama verdi bussasse alla nostra botola. Invece successo, gente insisteva proclamarsi gli allegri compari che apprendono ai ricchi per donare ai poveri. Vabbè. E noi sì che siamo poveri, quindi forse potremmo fare amicizia, dovremmo farli entrare. Yes. Guarda che non siete cattivi. Giornato. Non sono ancora entrati. Oh no! Perché avete un lucchetto perso? Se ci fosse qualcosa da segnalare, che cacchio fai? Un gruppo di dottori oggi omnibus. Basta. Basta. Sto facendo un video. Lasciami stare. Guarda cosa che ti faccio. Dolores, so che muori.
Ci siamo imbattuti in resti di una baraccopoli di banditi. Qualcuno o qualcosa rasa al suolo tra parentesi, mentre vagavano tra le macchine. Abbiamo visto un gatto No, il gatto non lo dobbiamo fare entrare. Indovinate perché? Mangia tutto, beve tutto. No, bere no. Spero. Non ci servono altre bocche da sfamare. Soprattutto durante i tempi difficili. In una zoo. Avevo detto che mangiava tutto, l'avevo detto. Sono morto. Dolores, ti mando a te. Non fare casini. Giuro che se no ti ammazzo. Ti rompo il braccio, la testa. Chi cavolo è ora? Spero che non si ammali quella Non posso farci niente proprio. No, perdo. Stai zitto. Ci serviranno proprio qualcun'altra provvista oggi. Dov'era oggi? Oggi le abbiamo contate. Il risultato chi ha avvilito. È ora di fare qualcosa. Dunque, che un insegnante della scuola locale che è riuscita a salvare un gruppo di bambini e a condurli in un edificio vicino dove sono più o meno al sicuro, e noi potremmo proprio usare qualche provvista delle loro giù. Oh no. Delle loro già o no? Prendiamole. Porco schifo! Non avevo un'idea di essere. Facciamo qualcosa a questo bunker. Lo farà diventare completamente pazzo. Cosa vuol dire? Non posso farci niente. Non ho voglia gli do sempre da bere. Aspetta. In un parco vicino che un piccolo laghetto fangoso, ma ci siamo scordati la canna da pesca. Forse potremmo usare la vecchia valigia per pescare nelle acque torbide. Lo faccio, non lo so cosa succede.
Cos'è successo? E non ne già più. E la Madonna! Aspetta, cosa volete? Ogni tanto chi coglie un impulso improvviso di suonare qualcosa, di creare suoni armoniosi da condividere con il mondo intorno a noi, di cantare e suonare ed essere circondati da teneri animali mutanti che ci ascoltano come una Biancaneve post-apocalittica. Ci proviamo? NO. Cosa ho sentito? L'impulso improvviso. Starà di sicuro morendo di fame. Non puoi proprio farci niente. Dai, vieni. Per piacere. Oh mio Dio! Allora è entrato. È uno scarefaggio mutante. Ma fa schifo! Te da fame, non ti posso dare niente. Se quella trota non devo mandare nessuno. Non ti mando. È rimasto. Si è malato pure lui. Ecco. È morto Ted. Il lato scuro. Ora faccio bomba azzar, un cavolo. Non la farò mai. Ma aspetta. Ma la fan di bagno. Atomica. Voglio essere atomico, chi se ne frega? So cosa fare. Andare via! Ecco cosa.